Dialogo con chiunque abbia voglia di cambiare. Alessandra Moretti raccoglie l'eredità della parola magica cambiamento del suo leader Matteo Renzi e sceglie di aprire agli alleati che vogliano strappare la Regione Veneto al centro-destra. Uniti dunque dallo stesso comune obiettivo, oggi che il gioco delle alleanze può dirsi solo alle battute di inizio. Se Forza Italia non ha ancora palesato il suo appoggio alla Lega e nemmeno il nuovo centrodestra a Flavio Tosi, sabato la candidata del centro-sinistra alle regionali annuncia di voler svelare i primi accordi. La conferenza stampa è convocata nel quartier generale del Partito Democratico a Limena, dove Moretti ha aperto un mese fa il suo viaggio tra i comuni 258, quelli visitati finora. È arrivato il momento di dare un segnale di discontinuità, ha detto Moretti. Dopo 20 anni di governo Galan-Zaia, stiamo con chi vuole costruire una vera alternativa. Questo è il suo manifesto, pubblicato, seppur virtualmente, proprio oggi, che sono trapelate le prime indiscrezioni su un ulteriore slittamento della data delle elezioni regionali al 7 di giugno. Più tempo dunque per preparare il terreno e pianificare una strategia. La notizia è stata rivelata per primo dall'Huffington Post. Rinvio giustificato, si legge, dai timori per la bassa affluenza causa ponte del 2 di giugno.